La commissione di discussione della sua tesi di laurea ha valutato con il massimo dei punti la sua esposizione, quindi le conferiamo 11 punti, le facciamo le nostre congratulazioni per la sua esposizione e riceverà istruzioni per la proclamazione. Anna è dottoressa con 110. La studentessa di farmacia sorride soddisfatta dallo schermo del computer. È una delle prime laureande a discutere la tesi in videoconferenza secondo le disposizioni dell'Ateneo di Padova per far fronte all'emergenza coronavirus. È andata bene, si fa quello che si può, insomma, è andata così. L'importante è aver finito, la festa la faccio lo stesso, non c'è problema. Alle spalle di Anna l'equipe della farmacia dell'ospedale di Vicenza con cui ha realizzato la tesi. Venerdì, sempre in via telematica, avverrà la proclamazione. Subito dopo Anna tocca ad Andrea, una normale seduta di laurea al Dipartimento di Farmacia di via Marzolo, ma questa volta l'emozione non è solo degli studenti ma anche dei professori che per primi vogliono dare un segnale positivo. La modalità è uguale, quindi ci consente di fare il nostro lavoro con regolarità e di proseguire la vita dell'università, che è una cosa importantissima adesso, dimostrare che possiamo anche in situazioni di emergenza continuare il nostro lavoro come il solito. È un passo importante e da parte nostra è un passo assolutamente doveroso. Non potevamo far perdere tempo agli studenti perché in questo periodo, vi ripeto, un periodo di laurea, un periodo di esami, far perdere del tempo prezioso agli studenti significa anche per alcuni di loro, ad esempio, rimandare di un'intera sessione l'esame di Stato. L'Università di Padova non si ferma, la laurea resta un momento solenne nonostante avvenga a distanza. L'unica cosa che manca sono i tradizionali cori all'uscita dell'aula e qualche scherzo goliardico.